Continua l'impegno da parte dell'Ordine degli Architetti a indirizzare ed affiancare i suoi iscritti. Progettazione digitale e formazione professionale sono i temi al centro del seminario online in programma venerdì dalle 15:30 alle 17:30. Sarà possibile partecipare a titolo gratuito iscrivendosi fino alle 11 di venerdì nell'area riservata sul sito web dell'Ordine. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con decreto 312 del scorso 2 agosto, in applicazione al Codice dei Contratti, ha sancito l'obbligo dell'uso del BIM e quindi di nuovi sistemi informativi digitali per la progettazione di opere pubbliche, con decorrenza differita nel tempo in relazione dell'importo dei lavori. Per fare un esempio, già da quest'anno l'uso del BIM è obbligatorio per la progettazione di opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro. Ma sappiamo bene che questa soglia dei 15 milioni di euro scenderà entro il 2025 ad 1 milione di euro, per cui riteniamo di fondamentale importanza offrire ai nostri iscritti, agli architetti agrigentini, una buona opportunità per conoscere nel migliore dei modi la progettazione digitale e per rendere quindi le loro strutture professionali competitive in un mercato in forte evoluzione. Proprio partendo da questi presupposti, unitamente alla Fondazione Architetti del Mediterraneo, abbiamo pensato di organizzare per venerdì prossimo un seminario che terremo in webinar sulla piattaforma dell'Ordine dalle 15:30 alle 17:30 proprio sul tema del BIM. Ci sarà spazio anche per la formazione delle figure che ruotano attorno al BIM, mi riferisco al BIM specialist, al BIM coordinator, al BIM manager. Tutte figure che trovano spazi enormi nel mercato, sono molto richiesti dal mercato su scala nazionale. Quindi invitiamo gli interessati a partecipare, interessati che possono iscriversi direttamente sulla piattaforma utilizzando lo spazio appositamente riservato nell'home page del sito web del nostro ordine. Si è da poco concluso il corso di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine della Fondazione per i giovani architetti, che ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e per gli argomenti trattati, e che ci ha incoraggiato ad individuare nuovi percorsi formativi attraverso la diciamo così, progettazione di un pacchetto di corsi che partiranno nei prossimi mesi in primavera e che riguardano dei temi e degli argomenti, potremmo dire inediti, nel senso che fino ad oggi non sono stati trattati dal nostro ordine e che attengono ad argomenti innovativi come il fotorendering, la fotografia in architettura, il marketing, con il fine precipuo di fornire agli studi professionali nuovi strumenti o degli strumenti utili per un'ulteriore innovazione appunto degli studi stessi. Uno di questi corsi parte a breve e riguarda il BIM.